Dottor House, questo dottore che zuppichia, chi sta per, però ti guarda e ti fa la diagnosi, ti dice quello che c'hai, ti guarda e ti dice cosa c'hai. A Palermo uguale, il dottore ti guarda e ti fa che cosa c'hai? Minchia, ma domanda mia, cioè. Bellissima la serata con Ivan Fiore, con Calandra e Calandra questa sera. Cabaret di alto livello, hanno dimostrato che si può far ridere, si può scherzare con le parole, con le battute, lo si può fare con tanto stile, anche con tanta profondità. È stata una bella serata e mi pare che il pubblico di Petrosino abbia decisamente apprezzato. Sono curioso. Un po' di intervista, allora, dai. Aspetta, vai. Ce l'ha. Pane e panelle. Chi so mangia e de uno, meschino. Cioè. Si vede che ha fritto però. E aspetta. Zucchina, che cucciolo un vegetariano. Si va leggero. Ah, zucchina, aspetta. Ah, mortadella, troppo bella. A dieta, a camorria. Couscous di pesce! La peperonata! Ah, che leggera e fa bene. E la malainata! Continua la nostra estate petrosilena 2023, come ieri sera, come stasera, insomma la qualità nell'estate petrosilena c'è e l'abbiamo vista già in queste prime 2 giornate, la continueremo a vedere nelle prossime occasioni. Chi è marocchino, chi è mecucino, chi è filippino, chi è mecucino, chi è tunisino, chi è mecucino, Palermo Rufistino, Palermo Mercatino, Palermo il Falcone e Borsellino! È stata una serata bellissima, veramente grandi artisti, stiamo cercando di dare a Petrosino quello che in realtà volevamo e ne sono veramente orgogliosa. Buon divertimento a tutti. Vorrei poter parlare a caldo perché solo a caldo si può parlare, che ci teniamo questi parenti stretti. L'emozione è bellissima. Partiamo dal tramonto, la prima cosa che abbiamo visto quando siamo arrivati, che è fantastica. Venite a Petrosino già solo per il tramonto. Io ero convinto di essere da un'altra parte. Spettacolo. No, venite perché è uno spettacolo naturale. Poi c'è stato un bel dialogo, un bel rapporto col pubblico. Siamo terroni meridionali, orgogliosi siciliani, e voi che dite che manca il lavoro, non ci abbiamo il sole, non ci abbiamo il mare, ci possiamo nuotare e si vede il fondale. A Rimini non si vede niente, fa schifo mare Rimini. Siamo stati coccolati e siamo stati accolti da buon terroni che siamo, perché noi abbiamo esaltato la nostra terra e questo siamo. Siamo sempre uniti e se trattiamo bene gli altri veniamo trattati bene, è un dare e avere. Consatemi lo letto, cadi i vermi su, mangiato tutto, sono le scottuca, li me piccati, li scotto all'augiati, tacchianto rutto, tutti e c'ho l'allero, 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 e c'ho l'allero, 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 l'allero. Aspetta, guarda, c'ho la pelle, guarda, mi sono emozionato. Lui c'ha l'Apollo. Io voglio dire solo una cosa, è stato meraviglioso ed è meraviglioso lavorare con un grande artista come Ivan. Ce ne sono pochi. Quando siamo da soli mi dici altre cose. Dai, ma perché mi sminuisci? Dai. No, però ragazzi, seguiteci sui social, su Instagram, su YouTube, ovunque, seguiteci, trovatevi, studiate, leggete poi ma soprattutto venite a Petrosino perché c'è una bellissima estate musicale davanti e quindi tantissimi eventi. Restate a casa, estate da queste Petrosino. parti. Un po' difficile con Ivan. Ah, questa di qua è bellissima, questa spezia, come si chiama questa di qua? Curcuma. Curcuma soche! No, Curcuma soche! Giri e soche. Guarda, carota soche! No. Ondo è la fine del mondo, Endio
Endio è la fine dello stipendio. Io sono felicissimo questa sera di aver avuto questi tre artisti, Di cui due bravi. di cui due bravi, Il terzo era Calandra e Calandra, il terzo si è ancora destreggiato sul palco, però insomma la gente se n'è accorta che c'era anche Ivan Fiore. Il terzo Questa è mezzo sera. per l'erzo, si dice. Comunque felicissimo questa sera di aver avuto davvero questo spettacolo, di aver avuto Ivan Fiore, Calandra e Calandra, ci hanno parlato della Sicilia in maniera meravigliosa, molte risate ma tanta riflessione e quindi è stata davvero una serata impeccabile. In Sicilia si comunicano con i gesti. In Sicilia basta piegare le labbra verso il basso. E si comunica con Francesco. In Sicilia si dice che se muovi le mani cosa fai? E se muovi la testa te? E si cucchionia in Sicilia, si cucchionia, giusto signora? Lei che ride, siamo allegri, noi siamo un barbino, ce l'abbiamo dentro, il siciliano è augurioso. Qui a Petrosino ci saranno ancora tante manifestazioni, tante serate, io voglio ricordare sabato 29 i Cugini di Campagna, il 5 ci saremo noi con una commedia dialettale, sia fatta la volontà di Dio, e il 23 torneremo ancora qua con un'altra commedia.